Allora, adesso andiamo nella foresta, arriva Tarzan, mi raccomando copritevi che qua stanno le lance, le pistole, i coltelli, non si capisce niente, scimmie, mettete le gabbie avanti, madonna mia, io non ne so niente, Tarzan, vedi se ci muovo. Il piccolo grande uomo. Non ti avvicinare, ti prego, no! Cosa fai? No! Lasciami! Così impari. Ora sta lontano da me, da bravo uomo selvaggio. Accuccia. Guarda, ti avverto, mio padre non ti troverà simpatico. No, sei troppo vicino. No, come osi? Cosa? Sono carini, ci fanno venire la pelle d'oca. Sì, grazie. Hai un bellissimo battito. Incantevole. Incantevole. Oh, grazie. I capelli sono un disastro con questa umidità, però è... Tu parli. Ti credevo una grossa, selvaggia, tranquilla, silenziosa persona. Cosa? Perché non me l'hai detto? Confesso che mi incuriosisce molto sapere chi sei, Doretta. Tarzan. 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 Oh, capisco. Oh, capisco. Tarzan. Oh, capisco. No. Sono Jane. No. Sono Jane. No. Jane. Tarzan. Jane. Clayton. Clayton. Straordinario. Per favore, puoi portarmi al mio campo? Sì, Clayton. Magnifica. Non possiamo camminare. Un uomo di città, in questa gabbia di cemento, a vivere come si fa. Tanti problemi inutili, troppe preoccupazioni, è meglio star sugli alberi e mettersi a penzoloni e fare... Poi stare sugli alberi e tirare le banane, in testa ai coccodrilli, ai bufali, ai caproni e fare
preparassero Michele D'Agostino e Michele Michela per il Mosellendo il tango. Balleranno adesso. Poi fammi sentire. Ma tu come ti sei trovato qua? Dalla foresta ti sei trovato qua? Come? Nella foresta di Lecce. Nella foresta di Lecce. Non ho capito niente. E tu? La Fonetto. Madonna mia, ho paura. Ok, un altro applauso. Salutate, salutate. Salutate. Bravo.